c'è proprio una mancanza di visione di questo paese ed è quello che preoccupa di più, perché al di là delle chiusure di singole categorie, l'importante sarebbe anche capire quali sono i ratio, quali sono i criteri con i quali certe decisioni sono state prese. Questo rischia di gettare nella disperazione non solo imprenditori ma anche tutti i lavoratori che poi partecipano all'interno di interi settori. Parla di mancanza di visione la leader degli industriali trevigiani riferendosi all'azione dell'esecutivo Conte, e la questione non riguarda solo e soltanto l'ultimo DPCM ma l'intera gestione della pandemia. Piovesana porta un esempio su tutti. Noi riteniamo che oggi, per esempio, il non aver per tempo risolto il problema del trasporto pubblico sia uno dei grandi problemi. La stroncatura arriva nel giorno in cui Assindustria Veneto Centro ha presentato le azioni a sostegno della sanità territoriale sul fronte della lotta al Covid, 1.400.000 euro di donazioni per l'acquisto di ventilatori ed ecografi, screening diagnostici e contributi alla ricerca. Imprenditori quindi in prima linea, in particolare quel manifatturiero che va avanti nonostante tutto. Se c'è una speranza oggi per il Paese in termini lavorativi è proprio rappresentato dalle industrie, le quali sono riuscite nel terzo trimestre, e a onor del vero oggi c'è un rallentamento, ma comunque sono riuscite a riprendere un numero importante di ordini, e perciò oggi abbiamo su tanti settori un buon ritmo di lavoro, e questo insomma è estremamente positivo. A questo punto soltanto uno resta lo scenario da evitare. Noi ci auguriamo che non capiti mai più un lockdown come quello che abbiamo vissuto in primavera.